Se va dentro acqua in una barca vuol dire che c'è un buco sulla barca, che vuol dire che è successo qualcosa, che è una falla sullo scafo che è entrata acqua. Giuliano Vincenzi è il titolare del cantiere nautico Studio Plast di Lughignano di Casale sul Sile, che ha progettato e costruito l'Audace, la motonave che al largo di Grado ha iniziato a imbarcare acqua, lanciando una richiesta di aiuto per mettere in salvo passeggeri ed equipaggio. Il varo il 1° giugno del 2023, proprio sul Sile, per conto dell'armatore veneziano Pier Filippo Vidali, all'attivo già un anno di navigazione tra Grado e Trieste. E se la barca ha navigato fino a pochi giorni fa e andava bene, e poi è successo che tutto a un tratto è entrata acqua, vuol dire che qualcosa è successo, vuol dire che c'è stato un impatto, c'è stata una falla, c'è stato qualcosa. Dal lato della costruzione io sono abbastanza tranquillo, perché è stata fatta con tutte le prescrizioni del registro navale, è stata fatta con tutte le prescrizioni ulteriori, perché la navigazione litoranea prevede delle ulteriori modifiche sulla struttura dell'imbarcazione, e diciamo che sono abbastanza tranquillo. Adesso faranno l'alagio della barca e vedremo cosa è successo. Originario di Roncade, Vincenzi ha fondato il cantiere Studio Plast 46 anni fa, specializzandosi nella costruzione di imbarcazioni per il trasporto persone nella laguna di Venezia. L'Audace è la prima motonave, un'altra è in via di conclusione e sarà varata a fine luglio. Proprio su questa imbarcazione Irina ci ha rilasciato, e mi ha commosso quando ne ricordo, mi ha rilasciato questa cosa che certificava che l'imbarcazione era stata costruita nel miglior modo possibile. Che dimensioni ha questa barca, questa Audace? 22 metri e mezzo per 5 metri e 20. Porta 200 persone, ha 2 motori da 2000 cavalli, 1000 cavalli ciascuno, ed è tutta in vetroresina e tutta costruita da noi altri in circa 8 mesi. La motonave non è comunque affondata, è rimasta a galla consentendo la messa in sicurezza di chi c'era a bordo. Il costruttore rimane convinto del fatto che se ci fossero stati dei difetti di fabbricazione sarebbero emersi subito. Quando si vede in acqua la barca si dice che o va bene oppure subito succede qualcosa. E questo è.